Rieccoci, primo Iter Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, ovviamente dedicato al Covid. Il tema, l'avete visto, sono i soldi se arrivano o no. C'era il Pipitone che stavo guardando su Facebook oppure su Instagram se il buon Renzi aveva detto questo. Le garantisco, l'ho visto oggi, aveva dichiarato quello di togliere il 10-15%, ha oscillato dal 10 al 15, ha messo una foglia del 10-15% sui risparmi privati, in modo di mettere sul mercato soldi liquidi per far riprendere l'economia. Si chiama patrimoniale. Ha fatto un senso logico, insomma, ha spiegato, ha detto invece che sotto il materasso prendeteli, li tassiamo dal 10 al 15% in modo che riprenda l'economia. Questo l'ha detto, poi avrà il modo di controllare se è vero o no. Perché l'ho interrotto prima della pubblicità. No, io dico che effettivamente qui si sta parlando un po' della formazione politica del nostro Paese. Chiaramente Italia Viva ha un peso importante e quindi quando si oppone al governo penso che abbia la facoltà di dire no, queste cose non le fai. Quindi adesso smarcarsi, Pipitone, scusami, non serve a niente a nessuno, ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, perché se non sei d'accordo con un'impostazione politica dimetti e mandi a casa il governo. Queste sono delle soluzioni. Puoi restare in maggioranza e farti mettere i tuoi ministri, ecco, dai un appoggio quindi esterno. io adesso non sto dando la colpa a Renzi, io dico che questo governo non è in grado di governare una situazione drammatica come questa. Io capisco che non c'è uno storico per dire ma se facevi questo, facevi questo. Sono andati avanti a vista, però siamo arrivati da febbraio a adesso senza nessun tipo di risposta per le imprese e le imprese sono al collasso. Questo governo ci può mollare da un momento all'altro e lasciarci in braghe di tela, come si dice, e quindi ci rendiamo conto che difficoltà avremmo se non si prendono in mano veramente le situazioni con responsabilità. Questo è, ci vuole coraggio e responsabilità, perché le imprese, questo governo ormai sta respingendo ogni forma di concretezza, non la sta mettendo in atto, non sta facendo niente per le imprese. Tante parole, ma non abbiamo sentito i commercianti prima che parlavano, cosa hanno ricevuto? 1 su 1000 dice ancora spera e ha fiducia, 1 su 1000, gli altri sono disperati perché lo sai bene anche te, insomma, no? Quando mancano i soldi la gente va in disperazione. Non c'è dubbio. E quindi, ecco, esatto, quindi, però io dico, che prospettiva c'è dopo questi stati generali di mettere in atto cosa? Se stanno litigando anche per portare a casa i soldi dall'Europa, quando sono una cosa semplicissima da dire, bene, intanto portiamo a casa tutto quello che c'è da portare a casa, portiamolo a casa, cerchiamo di dare un sostegno al nostro paese. Invece no, no perché dopo la Troica, no perché dopo questo, e intanto noi stiamo qui e siamo in queste condizioni. Non si può che essere d'accordo con te, però quando tu dici allora perché state nel governo, cioè, quando si sta, come dicevo prima, se stai in famiglia, in una famiglia... io non ho detto questo, io ho detto che però c'è un figlio che è una forza importante per dire scusa amico, non fai questa cosa perché non va bene, perché sennò veramente vado via. Ecco perché ha un potere contrattuale importante. Il potere... sì, però voglio dire, tutto c'è un limite però, nel senso che tu non puoi fare il limite di far cadere, secondo me oggi far cadere il governo sarebbe una cosa di una irresponsabilità fuori da ogni umana comprensione. Dopodiché io non lo so se c'è qualcuno in Italia che voglia questo. Quello che dici tu è quello che vogliamo noi e che stiamo cercando di fare e che spero che riusciamo a far fare a questo governo a breve. Ribadisco, alcune cose sono state fatte, non tutte sono ottimali, non tutte sono arrivate, comunque 80 miliardi di euro sono stati comunque messi in cammino. Okay? Un pezzo, diceva anche Marcato, sono arrivati 70 milioni, con i 20 della regione siamo quasi 100 milioni per dare anche un altro aiuto alle imprese da parte della regione più il governo. Soprattutto quelle che sono in difficoltà. Soprattutto quelle che sono in difficoltà. Quindi voglio dire, tante piccole cose si stanno facendo. Mi rendo conto che la questione è enorme e sono d'accordo che oggi la priorità, dopo che abbiamo dato il sostegno, il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza, dove la parte sociale è in gran parte tutelata,
c'è la parte delle imprese che bisogna, perché l'impresa non è che salvi, ribadisco, l'imprenditore, salvi il lavoro. Ma guarda che le bollette ci stanno arrivando, guarda che adesso ci stanno dando questi soldini per pagare le tasse. C'è stato un errore di fondo, noi abbiamo detto come la proposta è 3, spero che venga approvata. 1, che le tasse vanno rinviate tutte all'anno prossimo, va bene? Quindi nessuno deve pagare le tasse. Sì, ma se la proposta che bisogna fare? Ma speriamo che venga approvata. Ma Bertini dice, se tu fai una proposta giusta, caro Italia Viva, e non viene accettata, incazzati, no? Ma la stiamo facendo una battaglia nel governo per questo, voglio dire. Cioè, non è che lui dice questo. Sì, ma noi ci stiamo provando, voglio. Non è che Renzi dice solo quello che diceva, che devo riverificare. Però lui dice, se non arriva voi rimanete lì comodi per la poltrona. Noi innanzitutto non rimaniamo là comodi, perché per esempio sulla questione dell'agricoltura ed altre cose abbiamo puntato i piedi come l'abbiamo puntato su questa cosa delle aziende, su quello diceva lui, sui soldi che devono arrivare dall'Europa. Ti riferisci probabilmente ai 35 miliardi del MES, del meccanismo europeo di sicurezza. Cioè, noi su questo abbiamo già detto che non solo li dobbiamo prendere, ma è vitale per noi, perché quei soldi servono per ristrutturare i nostri ospedali, per mettere in circuito, per e perché non vengono presi? E quei soldi certo, ma non li ha presi. Il governo deve scegliere ancora, scusa. Cioè, ora vediamo se si riesce a passare questa follia ideologica dei 5 Stelle. Ma non abbiamo più tempo. Questa è la verità, non abbiamo tempo di aspettare. Il tempo è molto poco, allora, fino a quando loro fanno i stati generali, noi moriamo di fame. Allora, noi non abbiamo i tempi del governo, perché i loro soldini gli arrivano lo stesso. Sono d'accordo. Ecco, e a noi no. Lo dicevo io. Ma cosa aspettano? Mi devono dire cosa stanno aspettando. Sono d'accordo. Allora quindi a questo punto è meglio una crisi di governo. Dico, se non fate questo io mi dimetto e faccio cadere il governo. A questo punto è meglio una crisi di governo che si metta Draghi. Arrivederci, grazie. Sentiamo l'ultima carta, l'ultima persona spendibile a livello internazionale è Mario Draghi. Su questo spero che saremo d'accordo tutti, certamente non Padoan, certamente non Calenda. L'unica persona che è spendibile politicamente in Europa è Mario Draghi. A questo punto conviene far cadere questo governo di incapaci, puntare su un governo di grande coalizione e chiedere un'assunzione di responsabilità a tutte le forze politiche, nessuna esclusa, e mandare Mario Draghi in Europa. Questa è l'unica soluzione, non la soluzione. Questa è l'ultima speranza. Persa questa, noi siamo destinati noi abbiamo avuto Mario Monti che era il salvatore della patria, abbiamo visto come è andata a finire, ed era esattamente la stessa. Noi abbiamo bisogno di un governo politico. Chi è che ha salvato il governo Monti, perdonami? Mario Draghi. Mario Draghi ha salvato il governo Monti, non la politica, perché Draghi comprava al mercato secondario i titoli del debito pubblico abbassando lo spread. Adesso lo sta salvando la Lagarde, già acquistato più di 300 miliardi di debito pubblico. Ma che discorso? Cioè, è evidente che Mario Draghi ha avuto una politica lungimirante, non solo per l'Italia ovviamente, soprattutto per l'Italia. Solo per l'Italia. Soprattutto per l'Italia noi siamo tra i paesi più indebitati, ma anche per tutti quei paesi, come dire, del sud Europa che sono più indebitati, voglio dire. Ma oggi noi, scusa però direttore, con questa storia che arriva l'uomo che salva tutto, che Draghi sia un grande personaggio e gode della mia assoluta stima, non c'è alcun problema. Io penso che noi oggi abbiamo un governo che deve governare, che deve dare le risposte che dice Bertin soprattutto. Ma però non le dà. Allora, direttore, alcune cose sono state già fatte, alcune non sono arrivate, alcune sono forse anche inutili, perché quando gli arrivano i soldi al negoziante, gli arrivano 2.000 euro, quello che niente, comunque avrà adesso un po' di soldi a fondo perduto, e poi il suo negozio non ha il cliente che va ad acquistare, che è oggi c'è la fiducia che deve avere il negoziante. Per questo noi dobbiamo fare in modo che la gente ricominci a spendere soldi. Io ho cominciato ad andare in pizzeria, anche se ho paura, perché capisco che c'è gente che deve campare. Ma guarda che quello dobbiamo fare tutti, dobbiamo far capire cresce il nostro debito di impresa. Ma sono d'accordissimo, e più siamo in condizioni di non ripartire dei 2.000 euro messi anche dalla cosa vuoi che sia? Noi non ce ne facciamo niente di queste cose qua, ma ringraziamo comunque, va ben tutto. Però se non viene preso in mano la situazione seriamente, signori, mi dispiace, ma è finita. È finita. È finita.
Ecco, però qualcuno ha la responsabilità. Qualcuno ha la responsabilità di questa situazione. Si chiama Presidente del Consiglio, si chiama Conte oggi. Ma mi devono spiegare perché adesso questi non è una repubblica presidenziale, è una coalizione, che stanno ascoltando, è un governo democratico, non è una repubblica presidenziale. Noi ci assumiamo la responsabilità per il 2,5%. Ma certo, non solo Conte, anche la maggioranza. Se non saremo in grado a breve dare risposte che dice lui e di tanti altri problemi che ci sono. Io voglio dire che agli infermieri, ai medici è arrivato niente ancora di questa grande. Agli infermieri gli hanno dato qualcosa come 3,5 euro al giorno. 7 euro lordi. Una barzelletta. Mi viene da sorridere quando sento dire ognuno si prende la propria responsabilità. Ma è così, mi lasci terminare, che sono parole pesantissime se uno le analizza parola per parola, poi alla fine rimangono tutti lì, Perché alla fine si prendono tutti le proprie responsabilità, tutti dicono vanno via, però poi tutti rimangono nel palazzo, Monti compreso è rimasto inizialmente, tanto per fare un nome. Monti è rimasto per sempre Monti, è rimasto per 2 giorni, per sempre c'è rimasto. Mi lasciate finire il concetto. Quindi quando uno si dice mi prendo le mie responsabilità, uguale a pagare le tue responsabilità. Io un politico, a me mi viene da ridere, quanto prende un politico, le faccio un esempio, 20.000 euro al mese, io ridurrei ovviamente il numero dei parlamentari in Italia che sono esagerati, gli darei il doppio Pitone. La regione gli darà il doppio, però se tu sbagli, costruisci qualcosa che va buttato via, vai in galera e butto via le chiavi, ma vai in galera, ma gli do il doppio, non gli do i 10, 15, 20.000 euro, gli do i 40.000 euro al mese. Esageriamo. La prenda come un eufemismo, glieli do perché dico, perché risparmiamo ancora di più così, Pipitone. Risparmiamo ancora di più. Tu costruisci un ospedale, quell'ospedale deve essere attivo, non buttato via come lei conosce bene certi ospedali con macchinari interni che non funzionano. Tu non puoi costruire a Milano nella fiera un ospedale e vanno 3 quello pazienti. Era prevedibile. Bene, prevedibile, se non era prevedibile non lo sanno. Però era una... Io ho sempre detto questa è una stupidaggine. Pipitone, mi lasci finire il concetto che voglio dirle io. È un eufemismo, ti do il doppio, però se tu sbagli per i paghi, perché qui alla fine era un ragionamento che avevano fatto tutti voi. Posso fare una domanda retorica? Ognuno si prende la propria responsabilità. Ma sai cosa? Posso fare una domanda retorica? In questo contesto di incertezza, gli investitori esteri che dovrebbero investire soldi vanno in Germania o vengono in Italia? Guarda, perché discorsi fa, insomma, mi sembra quindi è evidente che il costo dell'incertezza ha dei costi anche a livello di investimenti fortissimo, perché nessuno viene a investire da noi se ogni 8 mesi cambiamo le riforme fiscali. Lo sa l'unica cosa che mi dà fastidio, di lei che è un economista e politici, che l'Italia è uno Stato importantissimo a livello mondiale, non europeo, e noi non ci rendiamo conto della nostra forza e pensiamo di essere l'ultima ruota del carro, tipo la Grecia, che poi la Grecia è della Germania ora, no? Invece non sappiamo che noi italiani siamo bravi, facciamo saltare il banco all'Europa, ma non l'abbiamo ancora capito, oppure l'hanno capito e sta bene a tutti questo gioco. Se sta bene a tutti questo gioco, allora è probabile che stia bene a tutti questo gioco. Chapeau, sono tutti bravi, ma l'Italia può far saltare il banco a tutti per la posizione logistica, per dove è situata, per l'economia, per gli interessi, per quello che conta l'Italia. Noi siamo l'ultimo paese d'Europa in certi punti. Ma se lei pensa che Confindustria Germania ha chiesto alla Merkel di appoggiare l'emissione di Corona Bond per l'Italia, perché loro non possono fare le macchine se non hanno la nostra componentistica. L'ha fatto Confindustria Germania, cioè loro hanno maggior considerazione delle nostre imprese, perché loro sanno che senza la nostra componentistica è la numero 1 al mondo, non riescono a fare dei nostri governanti. Questo è il paradosso. Può la Confindustria di un altro paese che fa intercedere per noi? Questo è il paradosso e questo evidentemente al governo gli entra di qua, gli esce di là. Perché non hanno competenze, non c'è competenza, no, sono una crisi culturale. Ma è sicuro, o lei è una strategia lo fanno apposta, perché non credo che siano tutti competenti. Lei gioca sulla malafede, io spero che non siano in malafede. Ma io non credo che siano tutti mi scusi. Io credo che l'Italia sia un paese di geni in tutti i settori. Nel settore scolastico, nel settore della sanità, abbiamo dei geni che poi vanno via, superiori a tutti gli altri nel mondo, va bene, e credo che anche a livello politico ci siano persone intelligenti, non credo siano tutte messe, però, e credo che delle volte siano anche sta roba adesso che l'Italia è tutto mi lasci finire, Pipitone, e credo che siano anche delle strategie volute. Sì, ma io domando, l'alternativa o sono tutti competenti o sono in malafede? Ma guarda, io ho un'idea totalmente diversa da lui dell'Italia, onestamente. Io capisco Bertin perché Bertin è
un imprenditore, vive sulla pelle, forse anche tu sei un imprenditore, scusa. No, io vendo gelati in spiaggia, ho già detto. E poi è un imprenditore che è quello. Quindi, certo. ma conosco Bertino, non conosco la storia, mi scuso. Quindi capisco il dramma, soprattutto il responsabile di un'associazione che deve rispondere a centinaia, migliaia di persone che vivono situazioni veramente complicate per se stesse, per la famiglia, per i lavoratori, perché, ma dipingere l'Italia come se fosse un paese di malfattori, di tutti i politici ladri, che sono tutti incapaci, eccetera. Allora, ho appena detto il contrario. No, hai detto che questo è un paese di No, io ho detto, di governo, non hai capito, io ho detto che se Confindustria Germania intercede per noi, per convincere la Merkel ad accettare i Corona Bond, che sono oltre i 34 del MES, vuol dire che la considerazione dell'associazione tedesca del nostro paese è molto superiore a quella dei politici italiani. Non mi sembra difficile. Ma è quello sì, ho capito, infatti, ma è quello che dico io. Ma allora, questo paese invece, caro direttore, al di là della crisi drammatica che vive anche la Germania, tra l'altro, che ha avuto un crollo del PIL significativo, sovrapponibile un terzo rispetto al nostro. No, come quello dell'Italia. Non è vero niente, noi che perdiamo 3 volte la media europea. Le cose o si sanno o non si dicono per sentite al bar. Vediamo di essere seri perlomeno. La Germania nei numeri. è intorno al 10% che sta prendendo la Germania. La Germania ha perso il 10% di produzione, noi il 24%. Produzione e PIL sono due cose differenti. Due cose differenti. PIL noi ragioniamo sul 14%. La Germania va dal 4 al 7. No, la Germania invece è un po' più alta. Vabbè. Un po' più alta cosa vuol dire? Che intorno al 10. Non è vero, non è niente vero, non è niente vero. Sono numeri sparati. No, li spari tu i numeri, scusami, che fai l'imprenditore. Detto ciò, devo chiudere però. Sì, detto ciò, allora questo è un paese, scusa direttore, però, che ha veramente un grande paese. Io capisco la difficoltà che c'è, ma noi abbiamo dal sistema sanitario, da tutta una serie di imprese, eccetera. Devo chiudere domani e faccio lei di chiusura. Ne veniamo fuori o no in tempi brevi? Sì o no? Io penso che ne veniamo fuori, ne dobbiamo venire fuori. No, ne dobbiamo, ma ne veniamo certo fuori. Che ne veniamo fuori. In tempi brevi? Certo che in tempi ragionevoli. Se lei mi dice entro un mese. Se veniamo fuori fra 5 anni. No, io penso che entro il prossimo autunno noi avremo tutta una serie di progetti e di iniziative che daranno risposte. Cioè, ne veniamo fuori come dice... facciamo così o con Mario Draghi sicuramente sì. Come siamo adesso? No. Non ne veniamo fuori. No, continueremo a vivacchiare, faremo patrimoniali a raffica, aumenterà la pressione fiscale, che sarà l'unico modo per poter portare avanti di 6 mesi in 6 mesi la sopravvivenza. Ne veniamo fuori? Ma ad oggi quello che ho in mano e quello che posso giudicare oggi, no, se non cambia velocemente qualcosa. Se ci danno delle risposte concrete, noi non abbiamo più tempo di aspettare. O le imprese, ma non riguardano solo il commercio. Ma no, guardate che l'industria sta accumulando nei magazzini i prodotti. Ricordatevi. Cioè non esce il commercio. Perché se non esce e non ripartono i consumi, non riparte niente. Certo. Chiaro? Vediamo l'automotive come sono messi. Se la gente non compra le macchinine restano là. Io sono un po' più fiducioso di voi, credo che noi essendo un popolo che è miracolato, qualcosa di buono riusciremo a fare. Io ho detto se non cambia, speriamo che cambi qualcosa velocemente. Prima o dopo usciremo a fare qualcosa. Grazie a Patrizio Bertini di essere stato con noi, grazie anche a Francesco Pontelli e grazie a Tonino Pipitone. Grazie a tutti, arrivederci. Io vi do appuntamento domani alle 12:30, l'appuntamento con il nostro telegiornale, ovviamente con il punto della situazione del governatore Luca Zaia. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni. Il valore della scelta.